Itanep riceve sempre lui e vuole giocare sempre lui, l'1 contro 1, spalla canestro con Dario Ant, morbidissimo, elegante. Dario Ant sempre lui ovviamente a giocarsi l'1 contro 1, spalle a canestro su Itanep, morbidissimo, leggiadro, con questo gancetto elegantissimo. Fa meglio Roma da 2, 54.5, Teoté dall'altra parte, canestro fallo e allora potenziale 2+1. Show in ball handling, alza la parabola, la correzione di Ricky Cervi, volante, inchioda a 2 mani. Lo sfrutta Baldasso, il quale poi si ferma schiacciato a terra per il proprio centro, si rinnova il duello con Itanep e Dario Ant oggi è davvero in uno stato di grazia incredibile. Qui Withers vuole appoggiarsi al tabellone, Teoté lavora meglio di tutti a rimbalzo. E quello della partita, cronometro dei 24, Pin riceve, arma la mano e realizza da 3 punti proprio sulla sirena Anthony Pin. Ricicla il possesso comunque la Fortitudo, allora tripla con piedi per terra e con tanto spazio. Sembra accoppiarsi difensivamente decisamente meglio. Aradori liberissimo nell'angolo, piedi per terra, piazza il canestro che costringe coach Piero Bucchi al pronto time out. E nuovo +5 per Roma, che adesso concretizza anche il recupero difensivo con Robinson, si appoggia perfettamente al tabellone. Un altro airball per Roma. La Fortitudo già dall'altra parte con Pietro Aradori sottomano comodo. Non è però dello stesso avviso la terna arbitrale. Allora Wilson a servire, lo stesso Dario Ant, il quale si appoggia al tabellone con un gioco da ragazzi, si infuria Meo Sacchetti sullo sfondo. Fantinelli riceve, si prende l'arresto e tiro, una certezza, il numero 21. Pallacanestro ci ha insegnato che possono esistere, che sono esistite, potranno sempre esistere rimonte impensabili in pochissimi secondi. Qui però Ant riceve e ne scrive altri 2. Finisce 81-76 per la prima sorpresa di questa giornata iniziale di Unipol Sai Serie A 2020-2021.